MDN Veneto incontra Federico Biasia, benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie mille. Allora, il Montorio Calcio, una società che si sta sta venendo alla cronaca per tante belle cose, e ne parleremo con calma per quella che è stata, diciamo, l'ascesa, che potremmo definire trionfale, citando la Ida, ma in questo momento, diciamo, si è conclusa l'Academy che voi avete organizzato per i vostri ragazzi. Ci puoi già dare un resoconto? Ma sicuramente è stata un'esperienza molto positiva, era il primo anno che organizzavamo un'attività di questo genere. Un po' ci è venuta in mente, visto la situazione Covid, nel senso che i ragazzi da circa metà febbraio non hanno più potuto toccare il nostro nuovo campo sintetico e quindi abbiamo scelto di fare questa iniziativa, ma soprattutto anche lavorare sull'aspetto tecnico dei ragazzi in maniera individuale, visto che durante l'anno è sempre difficile avere il tempo di fare queste attività. E diciamo che c'è stata una buona risposta anche oltre le aspettative, perché ogni settimana mediamente avevamo 90-100 ragazzi, questo per tutta la durata del mese di giugno e il mese di luglio, per cui è stato un bel insomma, ha avuto un bel successo, un bel riscontro anche da parte dei ragazzi e delle famiglie, insomma, ecco. Quindi siamo molto, molto felici e molto contenti. Bene, fra l'altro, insomma, c'è stata anche la partecipazione di professionisti che hanno seguito i ragazzi di alto profilo, quindi diciamo, è stata un'occasione importante per i ragazzi di confrontarsi con allenamenti non blandi, ma veri allenamenti come li abbiamo potuto anche constatare dal vivo. Era proprio l'idea che avevamo, nel senso che non volevamo creare un GREST o un'attività ricreativa, ma una vera e propria academy, improntata sul calcio e improntata sulla crescita del singolo ragazzo. Per cui sappiamo benissimo che se vogliamo far crescere i ragazzi sotto l'aspetto tecnico, abbiamo bisogno di tecnici qualificati e persone esperte. E fortunatamente, perché comunque è stata anche una fortuna, abbiamo avuto, diciamo, la possibilità di inserire professionisti, qualche ex giocatore e qualche giocatore anche attuale che gioca nei professionisti, quindi hanno potuto anche spiegare ai ragazzi il gesto, fargli proprio vedere il gesto tecnico per imparare, insomma. Infatti, ragioniamo un po' su quella che, diciamo, è stata questa stagione strana, complicata, insomma. Voi che venite con la prima squadra da un percorso fatto di successi, inanellati, uno dietro l'altro. Questa stagione, sia per la prima squadra che per le giovanili, è stata un po' complicata. A che punto di situazione adesso si può fare? Sì, allora diciamo che la crescita che abbiamo avuto della nostra società negli ultimi anni è dovuto da un lavoro che parte nel 2006. Sappiamo benissimo che le crescite non avvengono dall'oggi al domani, ma c'è una programmazione ben definita. E quindi insomma parte da distante le vittorie che stiamo avendo negli ultimi anni. Dopo c'è sempre un lavoro quotidiano con persone che continuano a lavorare giorno su giorno. È chiaro che insomma l'annata scorsa è stata, diciamo, un po' travagliata, nel senso che comunque abbiamo dovuto fare il nuovo campo sintetico, perché comunque negli ultimi anni ci allenavamo in un acquitrino più che un campo da calcio, e quindi abbiamo dovuto spostare tutte le squadre nei campi qui limitrofi per farli allenare, quindi disagi per le famiglie, disagi per i ragazzi. Quando è stato concluso l'opera del campo sintetico, purtroppo c'è stato questo blocco per causa Covid, quindi diciamo che abbiamo lasciato le cose a metà, però insomma tutte le squadre regionali erano messe in una posizione di classifica buona, quindi non avevamo grossi problemi. La prima squadra ha concluso a 2 punti dalla testa della classifica,
insomma, diciamo che è stato un anno positivo per quanto riguarda i risultati, un po' meno per quello che è successo, però insomma è una cosa che non potevamo Immaginare e prevedere. esatto. Sì, infatti non è valsa solo per il motore, ma è valsa proprio per tutto il pianeta. Insomma, la pandemia ha colpito tutti e quindi quali sono i segnali che la Lega al momento sta dando verso voi società rispetto a quello che può essere immaginato un percorso di ripartenza? Ma allora, la Lega in realtà ci sono molti dubbi ancora, al di là della partenza, che ha ammesso la partenza del dilettantismo, che parte il 12 di settembre con la Coppa e il 27 di settembre con il campionato. Parliamo di campionati regionali, quindi parliamo di comitato regionale. Il provinciale non sappiamo ancora nulla, però bisogna vedere anche in che situazione ripartiamo, perché non c'è chiara una linea guida per come ripartire, se si possono usare gli spogliatoi, se si possono fare le docce, se si possono... ci sono vari dubbi, insomma, ecco. E quindi dobbiamo aspettare che la Lega dia ulteriori indicazioni, diciamo, di pratiche, perché diciamo, se c'è immaginata una partenza, sia come diceva lei, sia per le coppe che per il campionato, forse stanno aspettando anche loro qualche segnale. Sì, io ho questa sensazione che stanno aspettando magari qualche direttiva da parte di qualche, magari da Roma, piuttosto che in maniera che insomma Il Ministero sappiano. magari dia delle indicazioni, sia quello dello sport che quello della salute, possa dare indicazioni più precise. Sì, dopo, ripeto, ho visto un articolo del presidente Gravina che è abbastanza preoccupato per noi dilettanti, diciamo, perché comunque le linee guida sono molto restrittive. È chiaro che una società piccola come la nostra non può permettersi di avere grosse spese Certo. per Sì, il dare... problema principale va sempre in quella direzione, insomma, quello finanziario, insomma, che le risorse, Assolutamente sì. un campionato che è stato tagliato, insomma, la ricerca degli sponsor, di eventuali finanziamenti diventa ancora più complicato in questo periodo. Sì, sicuramente l'anno scorso abbiamo avuto qualche nostro supporter che giustamente ha avuto delle difficoltà e quindi ha dovuto in qualche modo aiutarci, ma in maniera ridotta. Diciamo che poi stiamo lavorando per il prossimo anno, però è difficile perché comunque anche loro non hanno delle garanzie di lavoro, di entrate economiche, quindi fanno fatica anche loro a dire da qua ai prossimi 5, 6 mesi, 8 cosa succederà, quindi è una situazione un po' così. D'accordo, grazie di essere stato nostro ospite, di averci parlato di calcio e di averlo fatto all'interno dell'alveo del Montorio. E noi ci rimandiamo magari più avanti, vediamo a settembre cosa succederà, potremo realizzare un altro collegamento, un'altra intervista in modo da poter avere un panorama e un programma ben definito per il futuro. Grazie. Grazie a voi, gentilissimi. A presto allora. Mayday, mayday, up and shoot, mayday.